Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille, venerdì 8 luglio, quindi siamo ormai nell'estate inoltrata, fa caldissimo, non so se anche da voi sia così, ma qui assolutamente sì. Allora, come state? Come avete affrontato la settimana? Ormai oggi è l'ultimo appuntamento delle dirette per la settimana. E a proposito gli appuntamenti sono il lunedì e il venerdì alle 21:15 sui miei canali, su questi canali da cui trasmetto e da cui mi state seguendo questa sera, e il mercoledì alle 18 con il Marietto Veneziano. Quindi se non riesco a rispondervi oggi, se desiderate comunque la mia compagnia o trascorrere un po' di tempo immersi in questi argomenti, allora mi ritrovate a partire da lunedì alle 21:15, quindi non disperate se non dovessi riuscire, anche se in questo momento vedo, metto gli occhiali, perché ormai vedo che c'è una sola domanda per ora, quindi allora questo è il regalo dei 45, prima vedevo come un falco, fatti 45 il giorno dopo ho cominciato a vedere doppio, accidenti, come l'obsolescenza programmata, Marietta? Allora, non mettiamogli in testa obsolescenza che magari poi mi rottama. Oh, No, tu a me. Vabbè. Per un modello più giovane. Buongiorno, scherzo dai. Allora, carissimi, tornando a cose serie, vi ricordo comunque come procedere per porre una domanda qui e ottenere una risposta gratuitamente. Tanto per cominciare sappiate che do sempre priorità alle persone nuove del canale. Si vede la luce d'anello riflessa? Diciamo così va. Do sempre priorità alle persone nuove nel canale, anche per permettere loro di conoscermi. Ovviamente questo non significa che ai vecchi amici che mi hanno sempre sostenuto nel tempo e che continuano a credere nel mio lavoro e in quello che insieme al Marietto divulghiamo ormai da anni, non abbiano poi appunto possibilità e modo gratuitamente anche loro. Ma ricordo che al di là delle occasioni gratuite che sono le dirette di cui vi parlavo prima, quindi lunedì, venerdì alle 21:15, mercoledì alle 18, è sempre possibile prenotare un consulto privato tramite appunto consulenza telefonica su previo appuntamento, un consulto professionale. Vi ricordo che trovate il mio numero scusate, in sovraimpressione che scorrerà per tutta la sera, 347 8702 622. Se vi interessa prenotare un vostro appuntamento, allora contattatemi a quel numero tramite Telegram o tramite WhatsApp. Dopodiché appunto vi spiegherò come procedere. Vi ricordo che appunto essendo per appuntamento c'è un pochino d'attesa, dovrete avere un po' di pazienza. Organizzatevi per quello che possono essere 3-4 giorni a partire, ricordo, dal momento del versamento del contributo, perché chiaramente per potermi organizzare, ma anche tutelare dalle persone che sono in cerca di attenzioni e di perdere tempo, io chiedo a tutti i volenterosi e quelli di buona volontà, insomma, di contribuire in anticipo. Vi ricordo che 20 euro per un consulto dei miei, io non so se ne avete mai fatto uno, però è un prezzo più che di cuore, veramente. Sappiate che il prezzo corretto di un mio consulto, ma non perché sono io o perché io sono, no, per quello che do durante il consulto effettivamente, è proprio simbolico, però io sostengo voi mantenendo somme basse e chiedo in cambio che indichiate la causale donazione, perché altrimenti non ci se ne esce più. Allora lo dico così se doveste contattarmi. Allora, a proposito di quello che abbiamo distribuito
con tutto il cuore, generosamente e gratuitamente il Marietto Veneziano e la sottoscritta, trovate sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Tra l'altro il link lo trovate al di sotto del video della diretta, quindi nelle indicazioni sottostanti il video. In sovraimpressione vedete la home page, quindi quando scrivete o cliccate sul link di apertura del sito trovate questa schermata ad accogliervi. All'interno del sito ci sono moltissime sezioni dove abbiamo condiviso materiale raccolto in dispense in formato PDF, quindi potete accedere, scaricare e attivare tutti i circuiti presenti sul sito, sono tutti un dono, ok? E ovviamente alcuni circuiti, soprattutto quelli che sono già raccolti in PDF, sono accompagnati dalle spiegazioni, seppur brevi, ma concise e chiare. Nel caso in cui voleste comunque approfondire questi argomenti, trovate le varie playlist nei nostri canali YouTube dove spieghiamo e dove abbiamo veramente rilasciato moltissime condivisioni a sostegno, supporto e spiegazione di questi PDF. Quindi mi raccomando, attingete, studiate, datevi da fare, applicate e testate, provate su di voi e se le situazioni sono ferme, se le situazioni sono bloccate, avete il dovere, oltre che il diritto, di darvi da fare e intervenire. Intervenire ovviamente con un lavoro mirato. È chiaro che molti contano su questi interventi come se fossero la bacchetta magica, non è così. Il Marietto spesso nelle sue pillole dice niente piove gratis dal cielo, tutto è frutto di impegno, lavoro, fatica, sudore, cioè tutto quello che piove dal cielo ve lo siete probabilmente guadagnati sudando in altre incarnazioni. Se non sta piovendo nulla adesso è perché non state facendo nulla. Quindi chi fa raccoglie, chi non fa non ha possibilità di raccogliere niente. Magari si raccolgono errori le prime volte, però a suon di tentativi qualche cosa di buono viene fuori. Bene. Detto questo, ovviamente nel sito trovate anche la sezione shop, ma un attimo perché di recente abbiamo rilasciato sempre gratuitamente un nuovo ebook con numerosi circuiti. Questa è l'immagine dell'ebook. Le spiegazioni intanto sono disponibili sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Io non ho ancora, lo dico sempre, ma non ho veramente ancora avuto il tempo di mettermi lì a registrarli e a registrare le spiegazioni di utilizzo. Spero di riuscire non solo a trovare tempo, ma anche l'energia, perché sapete che dopo una settimana di consulti, lavori, dove metto veramente tutte le mie risorse psichiche, morali, emotive, perché sono molto partecipe nel momento in cui ci sentiamo, beh, allora in fine settimana un po' sudo. Va bene. Comunque vi ricordo che questa sera ci sono i riequilibri, è venerdì e come ogni venerdì il Marietto e la sottoscritta si occupano di pulizie radiestesiche. Che cosa sono queste pulizie? Beh, noi conosciamo e sappiamo l'importanza dell'igiene fisica, quindi ogni tot, chi ogni giorno, chi 2 volte al giorno, chi una volta meno, ci occupiamo insomma del nostro benessere, della nostra igiene, quindi ci puliamo acqua, sapone, quel che l'è, ok? E questo ovviamente mantiene in ordine nei limiti del suo possibile e quindi nei limiti in cui si lavora proprio solo e meramente sulla meccanica, no, del nostro corpo. Si mantiene in ordine il nostro organismo. È chiaro che un benessere è dato anche da altre circostanze. Mente e corpo sono allineate anche all'anima, quindi alle emozioni, e spesso non c'è
un equilibrio tra questi 3 corpi. A volte, la mente è disarmonica, il cuore, quindi le emozioni sono assolutamente in squilibrio e alla lunga il corpo manifesta dei disturbi, delle difficoltà. Quindi pulire soltanto il corpo fisico può darvi e dovete farlo anche per, come dire, un impegno sociale, tenere in ordine il corpo fisico ha una buona dose di importanza, ma non è l'unica componente a mantenerci energici, vitali, centrati, equilibrati. Ci sono tantissime, come abbiamo detto, altre componenti e ciascuna di queste componenti opera e lavora su livelli differenti. Quindi le emozioni represse, i pensieri negativi, le forme pensiero, gli schemi mentali, sono tantissime le circostanze bloccanti che ci bloccano, quindi vecchie ferite, memorie che sono magari anche scritte e tramandate dal nostro patrimonio genetico, dall'albero genealogico, scritte nella memoria dell'acqua, quindi ci sono tantissime cose che si accumulano, che facendo cumulo ci mettono spesso di fronte a situazioni complicate, difficili e che abbiamo sempre la sensazione di correre dietro alle cose, di dover reagire continuamente, quindi poca serenità, poca fortuna. Questi protocolli servono proprio a rilasciare e normalizzare tutte queste situazioni e le cose che concorrono a creare complicazioni. Quindi forme pensiero, come dicevo, insomma, tutte queste cose si va a normalizzare, a trattare circa una cinquantina di punti. Immaginate, e il lavoro è molto articolato, molti si aspettano che dopo un trattamento gli si risolve la vita, non è così, perché spesso bisogna pulire, è come pretendere di essere puliti per sempre con un bagno. È chiaro che poi appena usciamo di casa è un colpo di sole, è un po' di sudore, la polvere, il polline, una cosa e l'altra, gli scappamenti delle macchine, capite che non restiamo puliti a lungo. Così come, nel muoverci, nel pensare, nell'incontrare persone, ci contaminiamo anche delle frequenze delle altre persone. Quindi dovete capire che questi riequilibri, se non l'avete mai fatti, non vi dico che dovete farli per forza da me o dal Marietto, perché non siamo gli unici a lavorare tramite la radiestesia, però pensateci perché se state accumulando, se siete bloccati su sempre gli stessi pensieri, se le cose non vanno, probabilmente è tempo di mettere in ordine anche il piano mentale e il piano emozionale. Bene, detto questo, che è il super pippone della Hilde del venerdì e del lunedì, vediamo se qualcuno è sopravvissuto e tra quelli che hanno messo la domanda c'è qualche presente. Allora, comincerei da Cristina. Chiaro, Cristina, se ci sei, batti un colpo. Non credo di averti mai risposto prima d'ora nelle dirette, quindi hai assolutamente la tua occasione, è una priorità. Attendo un tuo segnale, mi raccomando, a proposito, quando vi chiamo cercate di essere tempestivi, rispondete presto per non accumulare ritardi nel potervi rispondere e quindi di conseguenza resta sempre meno tempo, già bastano le mie presentazioni di minimo una decina di minuti. Allora, Cristina forse non c'è e allora mentre non c'è passiamo a un'altra domanda. Lidia, Michelle. Marietta hai scelto tu? Ma perché Okay. io non l'ho mai visto. No, no, Michelle è una vecchia conoscenza, ma le rispondo molto volentieri, ormai è qui. Buonasera Hilde, è un piacere rivederti. Ti volevo chiedere come andrà con una persona. Io Michelle 19 ottobre 93, lui Nicola 27 luglio 83. Ma vediamo se Ok. c'è. Perché dici che ha risposto? No, non ha risposto Cristina. No, Non dico ha. a Michelle, vediamo se c'è. Ah, giusto, Michelle, sei qua? Effettivamente sono andata sparata.
Sì, Michelle c'è, perfetto, ringraziato. Ok, allora vediamo Michelle e Nicola. Vediamo che cosa ci dicono le sibille. Ok, Cristina, ti rispondo dopo perché purtroppo non so se per questioni di connessione è arrivato troppo in ritardo, però resta lì perché ti rispondo dopo aver risposto a Michelle. Allora, Michelle e Nicola. Ma allora, questo taglio può indicare più cose, quindi le esamino comunque tutte perché ci danno un po' un quadro generico della situazione, ma anche un primo accenno. Allora, amica, nemico, sembra un'iperbole, un paradosso, un ossimoro? L'ho detto giusto? Allora, sembra che uno sconfessi l'altro, in realtà ha un'indicazione. Intanto che probabilmente, tra la cerchia delle tue conoscenze, in particolare una persona tiene d'occhio tutta la situazione. Quindi c'è, diciamo così, qualcuno che magari non si sta perdendo nessun passaggio di questa cosa. Ma può anche indicare una forma di diffidenza, come se, da una parte si desiderasse osservare o capire se si tratta di un'amicizia o di un qualcosa che può diventare di più. Quindi c'è un po' così, un po' una situazione un po' così, ecco. Allora. Allora Michelle, guardiamo partendo sempre dalla prima linea che riguarda il passato e che inquadra una situazione di grande frustrazione. Qui superbia, dispiacere, quindi ehm, diciamo che sono frustrazioni che sono collegate comunque a incomprensioni, rivalità, ma anche atteggiamenti che sono collegati all'orgoglio, al fatto di come in alcune circostanze si siano verificate delle cose del tutto sproporzionate alla situazione. Quindi ci sono dei pregressi che non so se riguardano te o lui, perché qui compare la donna maritata, quindi o una madre o non la madre di lui però, perché sarebbe troppo giovane questa figura, quindi potrebbe indicare te nella misura in cui sei madre o una separazione che ha avuto lui con la moglie, con una moglie, quindi con una figura ufficiale, moglie, convivente, quello che è. Di fatto si tratta di una questione, legale, c'è la carta del sacerdote, quindi, può anche indicare comunque un uomo molto più grande. Quindi, nulla di più facile che un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte, le sibille ci stiano inquadrando i trascorsi di entrambi, chi per un verso, chi per un altro, con le proprie reciproche difficoltà. Allora, cosa ci dice ora la linea del presente? Questo ovviamente riguarda lo stato attuale dei fatti e della situazione tra te e lui. Quindi, beh, l'incontro è molto, molto bello, un incontro, ecco, io, non so se ho capito, mi stai chiedendo come andrà fra voi, probabilmente avete già cominciato le manovre di avvicinamento, del resto ehm, si vede che c'è stato un incontro, quantomeno uno, molto recente, perché la linea del presente comunque può riguardare, qualche giorno fa e qualche, giorno a venire, quindi un arco temporale comunque ristretto e prossimo a questo di adesso. Quindi l'incontro con questo ragazzo, con questo uomo, ehm,
tra l'altro che ha tutte le qualità di essere veramente valido, perché il Gran Signore non è l'artista, non è, il sacerdote, non è il domestico, cioè il Gran Signore è il re di cuori, quindi lui ha tutte le carte in regola per essere, la persona una persona valida, tranne che c'è questa carta del viaggio con la malinconia. Io non so se lui stia partendo, o se devi partire tu, o se è previsto un trasferimento, un viaggio, qualcosa del genere, che porta un po' di apprensione rispetto ovviamente il come andrà fra voi, perché giustamente l'incontro bellissimo, ma c'è già questo cambiamento che ovviamente, è qui, okay, è dietro l'angolo. Allora, vediamo dunque il prossimo periodo. Qui sai, la situazione può diventare un pelino difficile e a causa di una persona che o per i pettegolezzi o perché, vuole fermare la cosa, abbiamo visto anche al taglio che c'è una persona che controlla, che spia, o almeno era una delle indicazioni che sembra trovare un'eco qui, cioè il fatto che ci sia la nemica, quindi un pericolo potenziale che non è detto che sia collegato al suo trasferimento, ma o a questo viaggio che magari o tu o lui, dovete realizzare, magari è una vacanza che era già organizzata prima di cominciare la vostra frequentazione. Quindi diciamo che, nel prossimo periodo comunque si va un po' in sofferenza, quindi non sta è forse proprio direttamente proporzionale alla qualità degli incontri che ci sono stati o dell'incontro, veramente molto bello. Quindi, ovviamente l'interferenza di questa persona, ammesso che, questa sia una persona che effettivamente cerca di intralciare, potrebbe anche indicare quelle situazioni che sfuggono di mano, che creano disagio, pericolo. A me sembra che sia comunque l'azione di qualcuno che, metterà tutta una serie di preoccupazioni, di stanchezza, quindi potrebbe essere comunque qualcuno con cui ci sono dei sospesi nel passato, magari è proprio questa situazione qua, eh. Quindi diciamo che comunque a dispetto di queste circostanze sembra che la cosa, comunque continui, come se, in fondo, sì okay le preoccupazioni, però potrebbe anche essere una fonte di una conferma, no, di qualcosa di positivo che qualcuno si dia così tanto la pena di intervenire o di interferire. Il corteggiamento va avanti, cresce, ancora fra voi, vedi allegrezza al cuore e fedeltà, quindi anche se, spesso l'allegrezza al cuore vedi l'ambiguità del fatto di vedere, una persona che balla con 2, quindi la possibilità che ci siano anche altre figure, no, in realtà, è come se ci fosse una conferma per te o per voi 2. Quindi anche se qualcuno cercasse di interferire tra voi e magari si facesse avanti o con te o con lui, in realtà quello che si vede è comunque una conferma per te. Quindi una situazione che a livello sentimentale, è un successo, una realizzazione. Ma questa cosa porterà discussioni oppure veramente un qualche scena di gelosia o da parte di qualcuno oppure in ogni caso, fra voi, no, la paura magari che, questa situazione bella possa in qualche modo essere rovinata. Vediamo comunque l'esito, che ripeto riguarda la domanda di come andrà tra te e, questo ragazzo, fammi ricordare Nicola, okay. Allora, beh, l'esito ha tutta l'aria di parlare di inizi, ma anche, la possibilità appunto di accoglienza,
del figlio, quindi delle presentazioni reciproche e di un qualcosa che può diventare solido, okay? Quindi, non ti dico che sarà tutto facile, del resto non lo è mai per nessuno, nemmeno quando si trova l'uomo perfetto. Non è che mi voglio sbilanciare così in questo caso, però potrebbe essere veramente un incontro importante. Quindi, la direzione che sta prendendo questa relazione, al di là dei tentativi di intromissione di qualcuno e dei momenti in cui temerai di perdere o di perderlo, in realtà, c'è qualcosa di molto, molto bello. Quindi nuovi progetti di cui parlerete, l'inserimento del bambino nella famiglia, cioè le presentazioni reciproche, è un qualcosa che può essere costruito anche con un interesse, un vantaggio, forse proprio di famiglia, okay, con famiglie, della borghesia o comunque di un certo ceto sociale. Allora, vediamo un pochettino, spero di averti risposto, mi sembra veramente una buona situazione. Avevo detto a Cristina, che, le avrei risposto dopo Michelle, proprio perché pur essendo qui dall'inizio, purtroppo il tuo "ci sono" non è arrivato subito. Spero che tu adesso ci sia, che sia rimasta qui. Un abbraccio anche a te Michelle, grazie. Grazie per seguirmi. Ormai penso che Michelle sia, non so se 2 o 3 anni che torna nel canale, ovviamente mi fa piacere se si affezionano le persone. Okay. Sì, sì, è arrivato Cristina, benissimo, procediamo, leggo la tua domanda. Buonasera Hilde, gentilmente vorrei sapere se entro settembre o la fine di quest'anno 2022 vendo la casa dei miei genitori. 10 marzo 86, grazie. Okay, ora che ho letto. No, non mi dispiace però, fa tanto maestrina. Scherzo dai. Allora, vediamo un po'. Cristina e la casa dei suoi genitori. Mh-mh. Allora, Cristina, amante viaggio, quindi probabilmente questa manovra, questa vendita, finanzierà un'iniziativa. Non so se perché consideri magari l'idea di trasferirti da qualche parte, magari anche proprio insieme a loro, oppure se questo darà il via a un nuovo percorso. Però attenzione perché potrebbe anche parlare di un'offerta, una proposta, okay? Comunque vediamo cosa ci dicono nella stesa e poi nell'esito. Mh. Mh. Mannaggia ragazzi. Beh, non è sai, abbiamo dato anche delle coordinate temporali, okay, quindi hai chiesto entro settembre o entro il 2022. Ma diciamo che le sibille sono, un po', più o meno favorevoli per un pezzo e poi cambiano. Allora, ora le interpretiamo insieme, vedrai. Allora, artista, deliranti, superbia, domestico, morte. Allora, qui già entrano in gioco nel passato, legato ovviamente a questa casa, quindi non mi rivolgo ad altre situazioni, ad altre circostanze. Ogni volta le sibille rispondono unicamente alla domanda posta. Spesso nei consulti mi fanno la domanda, io la faccio alle sibille, interpreto la risposta e poi la persona mi dice: "Quindi, succederà quest'altro". No, le sibille ci stanno rispondendo a questa domanda, i quindi non hanno senso, quindi facciamo la domanda che vuoi sapere adesso. Okay, quindi questo per dire che questa situazione che si vede nel passato potrebbe indicare alcune cose. Intanto, artista,
deliranti e superbia, potrebbe dire che già c'è stata una qualche forma di valutazione in passato, oppure che vi siete rivolti a qualche professionista, che potrebbe anche essere legata alla carta dell'artista, o che, ci sono state controversie, discussioni che possono aver anche avuto qualche sfumatura a carattere legale, quindi, profonde incomprensioni che però hanno portato alla chiusura o a un cambiamento o che sono collegate a un ragazzo più giovane. Quindi io non so se questo è un disaccordo magari con un fratello oppure con qualche altra cosa. Quindi, diciamo che, sei okay, perfetto. Non so se in che misura ti stai ritrovando o se hai identificato la situazione di cui parlano le sibille. Sentiti, come dico sempre a tutti, libera di intervenire, anzi è importante, così che, nel momento in cui si comprende la direzione, ci muoviamo ovviamente in un'interpretazione più solida, più stabile, anche perché io non conosco le vostre situazioni. Tra l'altro vedete che io do sempre preferenza, a persone nuove, primo perché è la mia vetrina questa, totalmente gratuita, quindi ovviamente ho l'interesse a farmi conoscere da quante più persone possibili. Secondo perché appunto, essendo persone nuove, non ho idea dei vostri vissuti, okay, quindi spesso mi trovo a dover dire, potrebbe essere questo, potrebbe essere l'altro. Comunque c'è questa situazione, secondo me chiusa non benissimo con una persona. Poi, se in realtà la carta della morte stia dicendo addirittura qualcosa di più, non è comunque questo la sede e il contesto giusti. Però attenzione, perché ovviamente oggi la situazione è ancora un po' così. Perché intanto c'è una persona che ancora adesso, perché siamo nella linea del presente, adesso o minaccia o interferisce o si impiccia, si intromette, quindi sta causando delle situazioni difficili di cui però probabilmente il peso e la gravità si evinceranno nel tempo. Quindi c'è una situazione, che dovete in qualche modo o una persona che dovete allontanare o mettere al proprio posto, perché oppure percepite un pericolo legato a questa casa. Di fatto ci sono più possibilità per sistemare questa situazione, è possibile anche che arrivino degli aiuti e che qualcuno appunto porti delle opzioni valide. Allora, si vede una, donna giovane riflettere probabilmente su un eventuale possibile acquisto, anche perché, al presente comunque il dottore può, indicare qualcuno che si sta occupando di questa situazione e che magari sta gestendo le varie proposte. Una ragazza sembra pensarci, okay, quindi, probabilmente intenzionata a chiedere o a interessarsi per capire se può farcela. In realtà, vedi qua poi si blocca tutto. Qui questa persona non è in grado, vedovo, prigione, dispiacere, qui proprio la cosa non va in porto nell'immediato e visto e considerato anche l'esito, temo che non ce la facciamo con i tempi entro l'anno, perché anche qui vedi, è probabile che tra l'altro la mancata vendita procuri grandi preoccupazioni, eh. Quindi se contate su scusate, mi rendo conto che dico spesso quindi, è il mio modo di fare punto e a capo. Spero di non annoiarvi, mi annoio perfino me stessa con questo quindi. Comunque, l'idea è questa: ammalato di sgrazia, quindi c'è questa veramente grande prostrazione, primo perché, se fai conto o se fate conto unicamente sulla vendita per risolvere delle cose, allora non è il canale giusto e probabilmente non è la modalità giusta, perché
purtroppo dipende anche da terze persone, non è qualcosa che dipende unicamente da voi. Vedo comunque che la situazione non andrà in porto e aumenterà le preoccupazioni, anche rispetto, ovviamente la delusione, no, e ho la paura di non realizzare, i propri desideri, le proprie aspirazioni. Comunque, passerete o passerai perché, considera anche la possibilità di discussioni. Io non so chi sia la persona che in qualche modo cerca di frenare la situazione, però effettivamente la carta della disgrazia può parlare, di discussioni forti oppure di imprevisti anche importanti che possono verificarsi. Però certo te l'ho detto che le carte sembravano muoversi bene, ma poi c'era il grande ribaltone non positivo, ma la chiusura totale comunque le ultime 2 carte, nonostante la malinconia, non sono proprio da buttare, cioè forse quella cosa si chiude male o comunque desta veramente, in qualcuno che già cerca di frenare la situazione, la volontà di reagire, di fermare, quindi di discutere. Potrebbe diventare qualcuno verbalmente noioso o aggressivo, ma, la carta della malinconia comunque considera che è anche possibile che sia proprio un evento, un po' improvviso a bloccare la situazione. Qualcosa che non sfugge dalla tua capacità di controllo, non perché tu non sia all'altezza, ma proprio perché è al di là della tua portata. Un evento non gestito, non direttamente coinvolto o dove tu ti troverai nel mezzo presumibilmente. Comunque malinconia, gran consolazione, ehm, è l'indicazione di un cambio strategia, di un dover cambiare i propri progetti, i propri sogni o modificarli in modo da realizzarli diversamente. Purtroppo non è entro l'anno con queste carte che ti posso dire sì. E mi dispiace, ovviamente, sapete, è sempre, un po' difficile per me, vorrei sempre dirvi cose belle, ma se non le vedo cosa ve dico fare, che poi dopo vi prendo in giro, non penso. Allora, vediamo un pochettino, ovviamente, quando scrivete la domanda vi ricordo di nuovo il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro, se la domanda riguarda un'altra persona già esistente, quindi qualcuno che avete già in mente, perché rientra appunto nel vostro interesse, allora mettete anche il nome e la data di nascita di questa persona. Se invece, riguarda solo voi, è più che sufficiente il vostro nome e la vostra data di nascita. Vi ricordo che saltando da una domanda all'altra, non essendo direttamente collegati, come per esempio, anche il telefono non siamo di persona, ma la voce, l'energia della persona arriva. Mi arriva anche tramite i dati, ma proprio per questo ve li chiedo. Se mi mettete una iniziale e il segno zodiacale non sono dati sufficienti. E mi raccomando, fate che scrivere direttamente la domanda, senza chiedermi se potete farmela, scrivetela. L'importante per me è che quando ponete la domanda poi state lì, perché magari io vi seleziono. Allora, Elena, vediamo un po' se Elena c'è. Ehm, Vediamo, Elena, ci sei? Rispondimi se ci sei. Ehm Perfetto, Elena. Tra l'altro percepisco parecchia preoccupazione o un pochino di ansia rispetto alla tua domanda. Allora, vediamo un po'. Vi ricordo tra l'altro che se non ce la faccio a rispondervi stasera, torno lunedì alle 21:15 e poi nuovamente venerdì, a Dio piacendo, sempre alle 21:15 e comunque anche il Marietto è disponibile ogni mercoledì alle 18 e poi c'è il mio numero che scorre in sovraimpressione dall'inizio della diretta, quindi
se desiderate. No, ma io non vado in ordine, Lidia, quindi non è che ti ho saltato perché eri in ordine e io non ti ho visto. Io scelgo a caso, non sto neanche a guardare. È un po' così. Poi mi ricordo la volta prossima a chi ho risposto e cerco di rispondere a persone nuove. Allora, vediamo Elena se deve temere la vendetta di Giuseppe. Vediamo che intenzioni ha Giuseppe nei tuoi confronti. Di cosa si dovrebbe vendicare, Elena? Dammi un'indicazione così vediamo un po'. Allora, l'uomo più giovane c'è, la conversazione. In che contesto vi siete conosciuti? La conversazione spesso parla di gruppo, parla di colleghi oppure di un entourage di qualche tipo. Potrebbe essere anche un gruppo virtuale, un gruppo reale, potrebbe essere qualcuno che comunque già è presente nella tua vita. Sono andata per chiarimenti dalla ex. Okay. Ah, ecco cos'è la conversazio quindi hai parlato di lui. Okay, vediamo un po'. Mh. Ma sicuramente non è che proprio è felice o fa salti di gioia. C'è una situazione di rabbia e magari ha pensieri di rabbia, qua si vede pensiero però. Già il militare mi faceva un po' tremare le gambette se fosse comparso, qua invece è come se lui elaborasse dei progetti nefasti, ma poi si blocca. Sai, mhmm magari è stata un pelino strumentalizzata il fatto che tu sia andata a parlare. C'è la possibilità che se lo aspettasse e magari voleva vedere anche se saresti arrivata a tanto. Però, tutta l'aggressività finisce lì, cioè non vedo vendette, non vedo spargimenti di sangue, non vedo denunce, non vedo niente che possa certo, prigione stanza come minimo ti blocca se avete un collegamento telefonico, oppure non farà in modo di non rivolgerti più la parola, di non incontrarti più. È chiaramente ferito nella sua fiducia, ehm però ecco, sembrano più non sembra poi cogliere l'occasione, okay, sembra, che poi la lascerà correre via. Sai, magari ha un temperamento caldo, no, se la sarà risentita in qualche modo. Ma 4 settembre, tra l'altro è un vergine, non è che proprio ballando latino? Mh. Ma, ti devo dire che nonostante tutto non ballando latino sarebbe dove vi incontrate? Tu e questo Giuseppe? Perché non sai, come dicevo prima, io non conosco quasi nulla di quello di voi, proprio perché vi rispondo prevalentemente se alla prima volta che mi scrivete, quindi puoi capire che sono qua, voi là, potreste essere chiunque, io sono questa, quindi non lo so. Però, okay, vi incontrate sai, ehm, non vedo cioè anche se si dovesse presentare l'occasione, sicuramente guarda, sicuramente resterà arrabbiato per un po',
pensiero gran signore disgrazia, progetti nefasti e pensieri distruttivi ci saranno per un periodo, però come ti ho detto non vedo fare seguito. È chiaro che questo non fa che alimentare o non ha fatto che alimentare quelle che erano già delle difficoltà, delle differenze caratteriali fra loro. Però alla fine non ecco, la domanda era: mi devo preoccupare per una sua eventuale vendetta? È molto arrabbiato, ma alla fine non credo, ecco, non credo si vendicherà. No. Allora, bene, io per questa sera sono cotta, tra l'altro sono le 10, mi aspetta un'altra ora e mezza, quasi 2 di lavoro per i riequilibri, di cui vi parlavo all'inizio della diretta. Vi ricordo tra l'altro che se volete conoscere quali sono i servizi professionali, potete visitare tranquillamente il sito www.ilcapitano.altervista.org. Nella sezione shop trovate, tutte le cose che mettiamo a disposizione in modo professionale per aiutarvi a sbloccare le vostre situazioni, a risolvere o magnetizzare in positivo qualcosa, quindi andate, come vi dicevo anche all'inizio della diretta, nel sito trovate moltissimo materiale gratuito da cui potrete attingere, che potrete scaricare, attivare per fin da subito intervenire con le frequenze, con le onde di forma nelle vostre situazioni. C'è tantissimo veramente che potrete mettere come arma a vostro servizio. Le spiegazioni sono nei nostri canali YouTube, nelle playlist, cercate le playlist dedicate alla radionica, alla radiestesia. Se siete streghette in erba o maghi, ma anche maghe, perché non è che la donna è per forza una strega e l'uomo è mago, perché il mago ha un nome, un'aura più giusto, la strega sembra col porro sul naso, dico non credo. Le sacerdotesse, okay, che onora meglio, il contatto con col divino, con la natura e questa necessità di perseverarlo, no, e perpetuarlo. Quindi se vi sentite un po' così, ho messo moltissimo materiale per approfondire un percorso ermetico cabalistico, nel mio canale YouTube, ma ovviamente anche alcune dispense nel sito per cominciare a muovere i primi passi su un sentiero cabalistico e cari miei, ci vediamo lunedì 21:15, vi abbraccio tutti e vi auguro un buonissimo fine settimana. A presto, ciao.